Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi sabato 16 aprile. Da un paio di giorni è stata approntata una piccola impalcatura sul fronte del Palazzo Granaio, in centro storico, sul lato che aggetta il Corso del Popolo. Sono arrivati finalmente gli infissi del piano superiore, ora le maestranze li stanno scaricando dai camion per cominciare a montarli e sostituire così i nylon d'emergenza che dovevano proteggere i locali interni dall'intrusione non voluta di animali quali colombi e gabbiani che nella zona, a causa della sottostante pescheria, prolificano abbondantemente. Per la produzione delle finestre è stata necessaria una cura particolare, come ci racconta l'ingegner Napetti, dirigente del settore urbanistica nel comune di Chioggia. Ognuna di esse differenzia di qualche millimetro dalle altre, per realizzarle si è dovuto procedere manualmente. Quello di ieri è un primo arrivo di vetri, telai e controtelai, i quali andranno assemblati in loco. La posa durerà un paio di settimane, dopodiché potremo vedere il palazzo Granaio completato per quanto riguarda l'esterno. L'interno consiste in 3 grandi sale, 2 delle quali resteranno libere, mentre la terza, quella più vicina all'ingresso, sarà suddivisa in diversi spazi destinati a servizi ed uffici. Per quanto riguarda la destinazione d'uso, la stessa non è mai stata cambiata. Verrà quindi destinata all'ambito espositivo. Bisognerà ancora decidere se si intenda dedicarla a mostre permanenti, temporanee o ad altri tipi di esposizione, ma al momento non è stato pensato nessun altro utilizzo per la stessa. Manca ancora la pavimentazione, che deve essere valutata anche dalla soprintendenza. Dall'ultimo sopralluogo che la stessa ha fatto, accompagnando i tecnici, ci informa l'assessore ai lavori pubblici Elisabetta Griso, è emersa qualche piccola novità relativa alla tipologia di pavimentazione. Si è parlato di un battuto di coccio pesto, una tecnica di realizzazione che si mette in opera in superficie e che continua e che al termine della lavorazione assume uno spessore di almeno 4 centimetri. Utilizzato fin dall'epoca romana, sembra essere l'alternativa più valida tra quelle valutate fino ad ora. Presenta maggior resistenza all'umidità ed esclude totalmente la presenza di sostanze nocive dannose per le persone allergiche. Presenta inoltre il vantaggio di avere una durata illimitata nel tempo e un aspetto sobrio, elegante e minimalista. Come ribadisce l'assessore Griso, le qualità che presenta rendono questa tecnica una valida alternativa ad altri tipi di pavimentazioni e ora lei si sta valutando attentamente. E questo è il nostro staff di Pasta Mia. Benvenuti alla Pasta Mia, grazie e venite che vi aspettiamo. In tantissimi vi aspettiamo. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è complimentato per l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha permesso di individuare un distributore operante presso il centro ingrosso Cina di Padova, dedito alla vendita di batterie in formato stilo e mini stilo, riportanti una dicitura ingannevole sulla confezione, marchio italiano. L'operazione ha portato al sequestro di 180.000 batterie e alla denuncia di 2 persone, avente per motivazione la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Il presidente della regione Zaia ha quindi affermato che si tratta di un atteggiamento truffaldino e pericoloso, in quanto proprio le batterie sono un prodotto che, se non è realizzato a regola d'arte, può costituire un rischio per la salute. La vendita di prodotti contraffatti inoltre provoca un danno economico ai commercianti e ai grossisti onesti.
Tra oggi e domani si attende l'arrivo di 6 bambini sofferenti di importanti patologie provenienti dall'Ucraina e accompagnati da adulti con destinazione l'azienda ospedaliera di Padova. Assieme a loro anche 2 adulti che necessitano di cure oncologiche. Ieri, grazie a un volo organizzato dalla Guardia di Finanza, giungeranno i primi 3 bambini, 2 con neoplasia e 1 cardiopatico, pronti ad essere accolti presso le strutture pediatriche, dove saranno presi in carico per essere curati. Con loro giungerà anche uno dei 2 adulti che sarà accompagnato all'OIOV, Istituto Oncologico Veneto. Oggi arriveranno con un ulteriore volo organizzato dal Servizio Internazionale Lacrosse altri 3 bambini e un altro adulto. I bambini saranno accompagnati anch'esso all'azienda ospedaliera di Padova e l'adulto all'Istituto Oncologico. Le parole del governatore della regione Veneto, Luca Zaia: siamo in prima linea e daremo tutto il supporto necessario per curare chi soffre così pesantemente gli effetti della guerra, in particolare i bambini. Il Veneto e la sua sanità continuano ad accogliere e curare soprattutto i più piccini, le vittime più indifese del conflitto in Ucraina. Venerdì 22 aprile è la giornata nazionale della salute della donna. Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, organizza la 7ª edizione dell'ACE Open Week della Salute della Donna, che si terrà dal 20 al 26 aprile. Obiettivo dell'evento sarà promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. In queste giornate negli ospedali della USE Serenissima con le strutture network dei Bollini di Rosa verranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi. Aderiscono all'iniziativa l'ospedale All'Angelo, l'ospedale Santissimi Giovanni e Paolo, l'ospedale di Dolo, quello di Mirano e l'ospedale di Chioggia. All'interno di quest'ultimo aderisce all'iniziativa il servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Nei giorni 20, 21, 22 e 26 aprile si potrà accedere a visite e colloqui. L'iniziativa è dedicata alle donne che hanno un ruolo di caregiver e che più volte durante questa pandemia, in particolar modo, si sono trovate più esposte a fattori di rischio per patologie psichiatriche. Sono incluse anche le donne ucraine scappate dalla guerra o che nelle zone della guerra hanno parenti o amici e temono per il loro e il proprio futuro. Le visite si svolgeranno nei giorni 20, 21, 22 e 26 aprile dalle ore 8:30 alle 12:30 presso il Centro di Salute Mentale di Chioggia, in via Granatieri di Sardegna al 118 Barà. Per accedere serve la prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 al numero 041 557 2141 fino ad esaurimento delle disponibilità. All'edizione dello scorso anno, all'ACE Open Week per la salute della donna, avevano aderito 182 ospedali, erogando complessivamente 8.000 servizi. Quest'anno gli ospedali aderenti saranno 270 e offriranno servizi per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e percorsi di cura personalizzati. La sicurezza in mare è un tema fondamentale per il litorale. Il controllo e salvaguardia della vita umana vanno fatti su tutta la spiaggia, sia su quella in concessione che sulla spiaggia libera. L'organizzazione del servizio di salvataggio non riguarda solo i concessionari, ma si tratta di un'azione sinergica che deve includere anche la Capitaneria di Porto in tutte le sue aree di competenza e quindi le associazioni di categoria. La sicurezza di competenza della Capitaneria di Porto, la quale deve stilare un'ordinanza. I compartimenti marittimi della costa veneta hanno usato come proforma quella stilata a Chioggia qualche anno fa, avallando l'attenzione che Chioggia ha sempre prestato al tema.
La richiesta proveniente dalla Capitaneria è di apportare ulteriori migliorie a servizio di sicurezza in mare. Al momento sembra che verrà ampliata la fascia di alta stagione. Il servizio di salvataggio non prevederà le pause pranzo. Verrà migliorata anche l'attrezzatura che garantisce la sicurezza di chi va in mare. Chioggia è sempre stata all'avanguardia per le iniziative atte a garantire la sicurezza in mare, ribadisce Giorgio Bellemo di Ascot, ma si cerca sempre di fare meglio. La distanza tra le torrette garantirà l'eventuale atterraggio dell'ele soccorso e sarà implementato il numero dei defibrillatori, disponibili ora in quasi tutte le torrette. Ascot, che fino all'anno scorso gestiva il servizio di salvamento anche nelle spiagge libere, ne ha circa 25. Secondo Bellemo il problema più importante lo si incontra nei percorsi che portano al mare. Alcuni di questi vengono occupati in maniera impropria dagli stessi concessionari, ma in caso d'emergenza devono essere mantenuti liberi per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Deve essere aumentata anche l'attenzione sul problema atavico dell'abusivismo, al di là dell'elusione delle norme sul commercio, ma proprio per il tema sicurezza. Le postazioni abusive spesso ostacolano i percorsi al mare nel momento in cui si presenta l'emergenza. Temi questi ultimi che vanno affrontati con l'amministrazione comunale. Ieri mattina il sindaco Mauro Armelau annunciava che si stava completando la segnaletica orizzontale all'altezza del chilometro 82.600 della strada statale 309 Romea, con la dipintura delle strisce pedonali che a questa altezza si attendevano ormai da anni. Giustamente orgoglioso dell'operazione che si è svolta Matteo Tonello, amministratore della pagina Facebook Tutta la Romea, che da anni insiste con l'amministrazione comunale perché il tratto venga messo in sicurezza, cominciando già con l'amministrazione precedente, sollecitando ANAS con numerose segnalazioni da 4 anni a questa parte. Un intervento per la messa in sicurezza di un tratto di strada dove si trova la fermata di un bus, che era dotato di pensilina sempre grazie alla sinergia tra ANAS, amministrazione e segnalazioni pressanti da parte dei cittadini riuniti in un gruppo che si sta rivelando essenziale perché è costretto a mettersi sulla statale. Un ringraziamento viene fatto da Tonello, oltre che al sindaco che dopo 6 mesi da inizio mandato è riuscito a portare a casa un risultato che si attendeva ormai da tempo, all'ufficio dei lavori pubblici del comune, che ha lavorato in sordina ma che ha una buona parte del merito. Veritas sta proseguendo con l'intervento di pulizia profonda del selciato in vari punti del territorio clodiense. Una pulizia fatta con l'idropulitrice, un forte getto d'acqua che serve a togliere lo sporco che si è accumulato anche in questi mesi siccitosi. L'idropulizia costituisce un'integrazione indispensabile nelle attività di pulizia ordinarie, soprattutto per il trattamento di luoghi di pregio e per la rimozione delle deiezioni e del guano. Nei centri storici, spesso coperti da archi e da volte, con passaggi interni che collegano vie e piazze, la pioggia non arriva frequentemente, l'intervento manuale si rende necessario. Lo stesso intervento è necessario per liberare le strade da foglie e da detriti e per evitare che con l'arrivo delle piogge si ostruiscano caditoi e tombini. La pulizia delle strade è necessaria non solo per mantenere l'igiene e il decoro, ma anche per una questione di sicurezza, perché ogni rifiuto, anche naturale come le foglie, può provocare accidentali cadute. Gli esempi di insidie e trabocchetti sono numerosi. Non da ultimo lo smog che finisce per addensarsi a terra. L'azione fatta con le idropulitrici si rende quindi necessaria, ma in alcune zone questo tipo di pulizia a Chioggia non si è mai vista, tanto che l'intervento di ieri mattina che si svolgeva a Sant'Anna ha visto numerosi messaggi di ringraziamento giungere proprio di persona al sindaco, messaggi da parte dei cittadini che non avevano mai visto pulire così a fondo le strade.
Dobbiamo segnalare un evento, un fatto, insomma, un po' in cui ci marchiamo, che è avvenuto ieri sera attorno alle 19 a Pelestrina. Praticamente, quando c'è stata la corsa che da Pelestrina portava a Chioggia con il vaporetto, un gruppo di ragazzi chioggiotti voleva salire a bordo senza la mascherina FFP2. E il comandante a quel punto ha fermato il viaggio in pratica, quindi il vaporetto si è dovuto fermare, ha chiamato i carabinieri. I carabinieri immediatamente non sarebbero potuti arrivare in pratica e quindi il comandante, dopo un certo numero di minuti, per non creare un disservizio anche verso gli altri viaggiatori, appunto, che erano praticamente fermati per questi ragazzi che non avevano addosso le mascherine, e anche su richiesta dei carabinieri li ha fatti imbarcare, chiedendo di mettersi tutti quanti su un gruppo in modo da essere distanziati anche dagli altri passeggeri. Questi ragazzi invece, una volta montati a bordo, non solo non avevano la mascherina FFP2, ma si sono mescolati con le altre persone, causando tra l'altro le proteste degli altri che la mascherina, quella FFP2, ce l'avevano. È una cosa che dispiace perché anche se per fortuna eh, la situazione Covid è di gran lunga migliorata, eh, però non c'è da abbassare la guardia perché comunque continua a esserci, anche se per fortunatamente grazie soprattutto a tutte le persone di buona volontà che si sono vaccinate, non ci sono i casi eclatanti, i casi gravi sono rarissimi, sono molto rari per fortuna, però ci sono ancora e ci sono tante persone che ce l'hanno ancora, quindi è un peccato non cercare ma anche per rispetto delle altre persone. Quindi segnaliamo questo fatto e insomma invitiamo questi ragazzi a prendere coscienza del fatto che hanno fatto, insomma, del comportamento che hanno tenuto, che è assolutamente poco civile. Allora vi ricordo, soprattutto per quelli che vogliono bene a Chioggia Azzurra, i fan, i sostenitori, anche chi magari vuole meno bene ma comunque è contento del servizio che facciamo, che quando guardate un video di Chioggia Azzurra potete tranquillamente e ci aiutereste anche come sostegno e diciamo al di là di condividere tutte quelle cose là se volete, se ritenete, ma soprattutto potete iscrivervi al canale, quindi c'è la campanellina, vi iscrivete e schiacciate la campanellina in modo tale che così quando c'è un nuovo contenuto sul canale YouTube automaticamente vi arriva la notifica. Ciao! Una serie di eventi che si svolgeranno a maggio hanno ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Si tratta di eventi ritenuti meritevoli in quanto opportunità di crescita culturale data alla cittadinanza, iniziative di pubblico interesse senza scopo di lucro. Tra queste, che godranno del patrocinio del comune, figureranno le seguenti. Il giorno 8 maggio si celebrerà il 30° anniversario dell'Associazione Lagunare Truppe Anfibie, sezione Alta di Chioggia. La manifestazione si terrà in Corso del Popolo. A metà maggio, in luoghi ed orari ancora da definirsi con l'amministrazione comunale, l'Académie Internationale des Arts et du Spectacle prevede di fare alcuni spettacoli e animazioni teatrali gratuite alla cittadinanza dei titoli di trionfo di Arlecchino e la leggenda di Sigeri. Dal 29 agosto all'11 settembre si terrà la seconda edizione dello Stage internazionale di commedia dell'arte da Chioggia a Versailles, l'Europa in maschera. Il giorno 30 aprile si terrà una giornata di apertura straordinaria al Museo Olivi, con visite gratuite in concomitanza alle attività celebrative degli 800 anni dell'Università degli Studi di Padova. Inoltre, richiesta di patrocinio è stata presentata dall'Associazione Proloco per il premio letterario e dalle arti multimediali Città di Chioggia 12ª edizione e dal Comitato Forte San Felice, che ha presentato il programma delle visite guidate al Forte, previste per il periodo maggio-settembre 2022. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 16 aprile, è la farmacia Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!